pace a tutti, buongiorno e bentornato alla casa del Signore. Ehm, Siamo qui oggi per sentire, per ascoltare quello che il Signore ci deve dire a tutti noi. Ovviamente sono sicuro che il Signore parlerà. Siamo noi che dobbiamo stare attenti, perché il Signore ci parla sempre, non come noi vogliamo, come vuole Lui. Perché tante volte il Signore ci parla in una maniera e noi vogliamo fare in un'altra maniera. Carnalmente è più comoda per il nostro ego, per la nostra convenienza. Come noi sappiamo, il Signore non va dietro le convenienze nostre. Lui va dietro di quello che è stato il suo disegno per portarci a stare insieme a Lui per tutta la vita, e cioè la vita eterna. Consideriamo che questa opportunità che il Signore ci sta dando è perché noi siamo già eletti dal Signore, per quello siamo qua. Non è che abbiamo deciso ieri, il Signore, come sappiamo tutti, ci conosce da quando eravamo dentro, prima di essere dentro la pancia della nostra mamma. E quindi tutto quello che facciamo oggi è già un disegno, è già un film che il Signore sa come va a finire. Tutti noi speriamo nel modo migliore, perché il Signore non fa disegni erronei o non fa le cose sbagliate. Quindi siamo costanti su quello che crediamo, siamo costanti nella fede, che è la cosa più importante, che la fede sappiamo è la sicurezza di quello che non vediamo, però che speriamo nel Signore e siamo sicuri che sarà così. Quindi stiamo tutti in piedi e facciamo una bella preghiera per cominciare il nostro culto, per cominciare a essere in sintonia con il Signore, non solo in questo momento, sino tutta la nostra vita. Grazie Signore per questa opportunità che ci dai di essere qui presente oggi, di essere Signore dentro la tua casa, Signore, di essere qua per ascoltare la tua parola, per essere sempre presente, Signore, con le orecchie aperte e sentire quello che ci hai da dire oggi per noi, che ognuno di noi metta, Signore, la sua anima, metta la sua mente, il suo corpo, Signore, su quello che te stai per indicarci oggi, Signore, che ognuno di noi possa guardare sempre avanti per vedere la tua faccia, che siamo sempre noi, Signore, a essere tue pecore che vanno dietro su quello che te ci chiede di fare, nel nome potente di Gesù. Allora, per cominciare a lodare il Signore, chiamiamo la sorella Priscilla che ci canterà delle lode per il Signore. Saluto a tutti con la pace del Signore. Lodiamo. Ecco il numero 691. 691. Oh Gesù meraviglioso, nessuno è pari a te. Oh Gesù meraviglioso, sei l'unico nel mondo per me. Oh Gesù meraviglioso, sei tutta santità, l'anima mia tanto ti ama, ti adora
Gesù meraviglioso, nessuno è pari a te. Oh Gesù meraviglioso, sei l'unico nel mondo per me. Oh Gesù meraviglioso, sei tutta santità. L'anima mia tanto ti ama, ti adora in verità. Alleluia. Alleluia Gesù. Lodiamo col numero 693. Loderò l'Eterno in ogni tempo, la lode sua sulle mie labbra avrò. L'alma mia si glorierà in Dio, ogni umile all'udire gioirà. Magnificati Dio con me, il nome suo esaltiamo insieme. Ho cercato e Dio e mi ha risposto, liberandomi da tutti i miei timori. Loderò l'Eterno in ogni tempo, la lode sua sulle mie labbra avrò. L'alma mia si glorierà in Dio, ogni umile all'udire gioirà. Magnificati Dio con me, il nome suo esaltiamo insieme. Ho cercato e Dio e mi ha risposto, liberandomi da tutti i miei timori. Gloria a Gesù. Gloria al nome del Signore. Lodiamo ancora con il numero 507. 507. Oh Signor, tu mi salvasti dal mondo dove vivevo, mi copristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita, vita eterna tu mi hai dato, alla croce quando moristi, quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possono bere, bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possono bere, bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Oh Signor, tu mi salvasti dal mondo dove vivevo, mi copristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita, vita eterna tu mi hai dato, alla croce quando moristi,
quella croce sul Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possono bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possono bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Amen. E ora per continuare, allora noi come Chiesa, ora dicevo, così mi piacerebbe un pochino più di, come sempre dico, non lo so se questo mio parlare diventa un po' insistente, no? Perché quasi sempre quando vengo qui davanti mi piacerebbe vedere un pochino più di collaborazione nella Chiesa, perché io nel mio lavoro sono un po' organizzato, cioè mi faccio dalla mattina alla sera i programmi di quello che devo fare, no? E quindi per Dio non può essere diversamente. Per Dio deve essere non uguale, migliore. Quindi mi piacerebbe un pochino più che fra di noi che siamo qua a Scandicci o comunque siamo a servire il Signore, perché non è detto che oggi siamo qua, domani non sappiamo dove il Signore ci porta. Quindi dobbiamo essere un pochino più collaborativi con il Signore dentro la Chiesa. Parlando di questo, per quello che siamo, non siamo tanti, però il Signore non guarda la quantità. E volevo fare una piccola storia per vedere che il Signore non lavora con quantità, il Signore lavora perché Lui è Dio e Lui lavora come Lui crede, non come crede, come sa che è la migliore cosa. Dagli Stati Uniti, questa è una storia veridica, dagli Stati Uniti sono partiti 3 missionari, 3 perché c'era marito, moglie più un bambino, una bambina, era femmina. E l'hanno mandato in Africa questa tribù per loro creare questa chiesa come fanno quasi tutti queste persone che salgono per far conoscere il Signore. Quando sono arrivato in questa tribù, il capo tribù ha detto: qui noi non abbiamo bisogno di un altro Dio, quindi se voi volete fare questo andate su in montagna e io le manderò un bambino, che è quello che se volete prendere qualcosa qui in città, perché noi non le vogliamo a voi qui in città, voi state su e la finiamo lì. E noi le manderemo questo bambino e questo bambino vi porterà acqua, vi porterà insomma quello che vi serve. Voi fate la richiesta e noi mandiamo uno, perché qui non vogliamo che voi avete contatto con delle persone, perché non vogliamo che voi inquinate il nostro Dio. Passa il tempo e questo bambino andava là, per cui questi missionari approfittavano e cominciavano un po' a parlare della parola di Dio a questo bambino africano. La moglie si è ammalata di malaria e quindi ovviamente di malaria è morta. Il marito ha preso la bambina e sono tornati negli Stati Uniti, di cui lui era molto non era contento con Dio, perché diceva: se noi siamo andati là perché vogliamo far conoscere la tua parola, come mai hai fatto questo? Che hai fatto perdere la moglie e ora sono rimasto solo con questa bambina. Lui ovviamente quando si trova in questa situazione si è dato all'alcol, quindi è diventato alcolico. Quindi la bambina l'ha dovuto mettere a un centro cristiano che l'hanno tenuta lì.
dopo passati tanti anni, passati 15 anni, ehm, la bambina è andata a una conferenza cristiana. In questa conferenza cristiana c'era questo signore africano che parlava della sua grandezza che stava facendo in Africa. Dice, ora siamo diventati tanti, nella nostra tribù si sono convertiti tutti, anche il capo tribù si era convertito, quindi c'era una grande gioia perché lui è stato invitato per far vedere che il Signore stava lavorando. La ragazza che era lì lo chiama e le dice, guarda che io sono stato in Africa, c'era la mia mamma e il mio babbo, però la mia mamma è morta di malaria, quindi il mio babbo mi ha lasciato qui che ancora non so che fine ha fatto. Sigue parlando, lui dice, ma la mia mamma dice si chiamava, il nome c'ho tutto per ora, la mia mamma era questa. E lui dice, ma la tua mamma era questa signora così, così, così. E lei dice, sì, era quella la mia mamma, ma te eri la bambina che era con loro così, così, così. E lui dice, sì, ero io. E quindi loro due si sono presi, si sono abbracciati in questa conferenza e hanno fatto vedere che il babbo non era già andato via, quindi loro due sono andati insieme a trovare il babbo per le strade, lo hanno ripreso e lo hanno riportato dal Signore. Questa è una bella storia perché noi a volte pensiamo che siamo pochi, che non importa predicare a una persona sola. Invece, quel bambino che loro portavano tutto quello che loro avevano bisogno, ha continuato con quelle parole che la signora, dopo che era morta, le ha dato. Quindi questo ha portato a un grande risveglio in questa tribù in Africa, ha portato anche tante altre persone conoscano il Signore. Quindi il messaggio è questo: non guardiamo quanti siamo, guardiamo sempre la quantità dell'amore che mettiamo in quello che facciamo per il nostro Dio. Da lì parte tutto, con la quantità dell'amore che mettiamo. Non pensiamo che predicare a 10.000 persone è più umanamente è più soddisfacente, ma non è detto che sia più, come posso dire, non pensiamo che sia la cosa migliore, perché il Signore lavora con calma, il Signore lavora con freddezza e nel fatto che non importa che siamo 50.000, basta uno che parla per Dio e uno che riceve con il cuore di Dio. Amen. Quindi ora in questo momento chiamiamo la sorella Milvia che ha la nostra poesia. Amen. Ciao a tutti. L'amore alla misura di un bambino. Insegnaci a volere la volontà perfetta, insegnaci a capire che senza te falliamo. L'orizzonte dell'uomo è limitato, ma noi siamo convinti di vedere. Prendiamo vie tortuose e faticose, credendo di raggiungere la meta, ma la meta è un muro in cui sbattiamo, poi reclamiamo a un Dio cui non crediamo. Eppure la via buona è già tracciata, la verità è stata rivelata e la vita è scesa ad incontrarci. Tutto è già pronto ai piedi della croce, ma l'orgoglio dell'uomo non s'abbassa neppure a cogliere le benedizioni. L'orgoglio dell'uomo è pervicace. Dio stesso si è abbassato per amore, ma l'orgoglio si sente superiore. L'amore non si innalza, non si gonfia. L'amore
non si eleva sul vicino. L'amore, alla misura di un bambino, dimora in basso ai piedi della croce. Amen. Gloria a Dio. Allora, la prima lettera di Pietro 5,6 dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al suo tempo. Umiliatevi, e come dice qua, e Dio ci innalzerà al suo tempo, non quando vogliamo noi, al suo tempo. E questo tempo quanto è? Lo sa Lui. Quindi non ne stanchiamo di lavorare e fare. Prima o poi il Signore ci innalzerà al suo tempo. Amen. E quindi ora vorrei chiamare Ricky per fare una bella preghiera per il pastore e la famiglia pastorale, perché questo l'ho già detto anche altre volte. Una volta stavo guardando un film che c'era dei pirati, no? E quando loro sono arrivati a questo barco, quell'altro, una che aveva invaso una barca, è entrato lì e la prima cosa che ha fatto è cercare il capitano. La prima cosa che ha fatto è cercare il capitano. Master Commanders si chiama. Quando gli hanno chiesto perché cercava il capitano, quell'altro capitano, che era il vero capitano, si è tolto il vestito del capitano e lo ha dato a un'altra persona. E io mi ho chiesto perché cercano il capitano, e questo succede anche nella Chiesa. Noi pensiamo che il pastore e la famiglia pastorale non hanno bisogno di preghiera perché loro sono mega potenti, loro sono uomini come noi e le debolezze sono tutte umane, quindi per noi è molto importante che il nostro pastore e la sua famiglia abbiano una tranquillità spirituale, perché sappiamo tutti che le persone che vengono qui a parlare di Dio trasmettono e noi riceviamo. Quindi la sua tranquillità, la sua integrità fisica, mentale, tutto è molto importante per noi. Quindi chiamerei a Ricky così ci fa una bella preghiera per la famiglia pastorale. Pace a tutti, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per l'opportunità che tu ci hai dato di essere qua nella tua presenza, Signore. Ti ringrazio prima per il nostro diacono Remo e la sua moglie. Ti ringrazio per gli anziani, per tutti coloro che cooperano qua in questa base a Scandicci. Ti ringrazio per il pastore, la sua moglie, la Priscilla, la sua mamma e la Josia che lavorano qui. Signore, ti do la vita del pastore e la sua famiglia, Padre, perché tu hai messo un pastore per guidare la tua chiesa, la tua gregge, Signore, per pascolare, Signore, la tua gregge, Signore. Dalla forza, perché nel libro di Zaccaria 4, versetto 6 è scritto che non è per forza, non è per altra cosa, ma è per lo Spirito Santo. Che lo Spirito Santo che porta forza, che porta la tua presenza, possa portare sempre una potenza. Wow, le manti. Che il sangue di Gesù, il sangue potente, possa fortificare, possa entrare e possa scorrere dove c'è debolezza per portare sempre avanti nel nome di Gesù. Che ogni infermità che non confessa il nome di Gesù se ne va via. Che la forza che ha avuto Mosè per condurre il popolo sia dato al tuo servo, Signore. La tua parola dice nel Vangelo: non è stato noi a scelto te, è stato tu a scelto noi. Sei tu che l'hai scelto, Signore. Non lasciare che la vergogna venga da Lui. Non lasciare che le malattie abbiano ragione di Lui. Non lasciare che i venti li sopraffano, Signore. Vedi il tuo servo, Signore. Il peso che è su di Lui. Signore,
Tu sai quello che egli vive. Noi vediamo da lontano, dalle nostre sedi, e a volte la Chiesa non ha, perché la Chiesa è preoccupata dalle difficoltà della vita, non si pone le domande per sapere come va il pastore, se il pastore ha bisogno della preghiera. Ma Signore, da oggi dà un cuore alla Chiesa per pregare per il pastore. Da un cuore, Signore, a lasciare le preoccupazioni, a mettersi al posto del pastore per sentire non il peso, ma per sentire quello che è importante, per sentire che la guida ha bisogno della preghiera. Signore, abbiamo bisogno di te. Se tu non cambia i nostri cuori, non ce la possiamo fare a capire come il servo tuo vuole che come noi possiamo dirigerci, Signore. A Rimini abbiamo imparato questa cosa sulla rete. Signore, dal tuo servo la capacità di cucire questa rete, la capacità di custodire le anime che gli ha dato, Signore, la capacità di essere in grado, Signore, l'amante, la capacità di portare a te queste pecore fino al momento in cui tornerai tu, Signore. Dalla forza, Signore. Te sai il combattimento che lui vive, Signore. Te sai come le cose mancano, Signore. Però tu sei colui che l'hai preso, l'hai scelto tu, Signore. Provvede, perché non sei un bugiardo. La tua parola dice che la tua parola non ritorna a te prima che essa possa compiere la tua volontà, che le promesse che sono attaccate alla sua vita si compisse, Signore. Oh Padre, come Paolo che diceva che niente mi separa dal Signore, che niente separa la famiglia pastorale da te, Signore, fino alla fine, affinché loro, come Paolo, dicono: abbiamo combattuto il buon combattimento. Nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, mio Dio. Lettera di Giacomo 1,4. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi e di nulla mancante. Questa è la mia parola per il pastore. Questa è la mia parola per il pastore, per la Priscilla, che sono in una posizione non è molto facile, però sappiamo una cosa, che siamo sicuri, che se il Signore ha messo loro qui è perché Lui lo ha deciso, e quindi andremo per una strada giusta, così. Però non è facile, non è facile. Questo è un compromesso che noi serviamo con allegria. È un peso, sappiamo, però non è una cosa che ci toglie la visione di quello che il Signore ha fatto per noi. Ed è quello che noi dobbiamo fare per gli altri, dobbiamo amare gli altri. Bene. Allora, Joao, vorrei che se per te non è un problema, facciamo una preghiera e poi continuiamo. Una preghiera per i bambini che devono andare alla classe felice. Pace a tutti. Signore nostro Dio, ancora in tua presenza, Signor Dio, noi ti agradeciamo, Signore, ti diamo grazie, Signore, per questi giorni, Signore, per stare qui in casa tua, per la vita del pastore, per la vita da sua moglie, Signor Dio. Ti chiediamo, Signor Dio, anche per la vita di questi bambini, Signor Dio, che è qui davanti a te, al tuo altare, che tu, Signore, possa fare crescere questi bambini nel tuo cammino, Signore, nel cammino della verità. Anche i suoi genitori, Signor Dio, o Renzo, o Remo e a sua sposa, la mamma, che il Signore dê sempre a loro a intelligenza, Signor Dio, a sapienza di portare avanti questi bambini sempre, Signor Dio, nella tua presenza. Questa è la preghiera che facciamo in nome di Gesù. Amen. E ora lasciamo la parola al pastore. Questo era
gli antipasti. Ora arriva il primo, il secondo e anche il dolce. Che il Signore possa parlarci a tutti e lasciamo il pastore per sentire quello che Dio ci ha detto. Saluto a tutti nella pace del Signore, gloria al Signore di questa opportunità. Sempre tocca al pastore, no? Parlare, sembra, come il pastore Roberto dice, non si può aspettare meno dall'uomo della parola, perché gli anziani, i pastori, sono gli uomini della parola. E se questi uomini non hanno la parola, è una catastrofe, è vero o no? E per questo il Signore ha detto a Giosuè: medita giorno e notte, perché non ti manchi la parola, perché è con essa che porterai te e tutti quanti al paese che io vi ho riservato. Amen? Che noi possiamo rinforzare la colonna della parola. Noi stamattina ho parlato molto a Firenze, che è una chiesa che ama la parola, ma ho rinforzato un'altra colonna oggi là, la colonna della fraternità, che ama la parola, ma la colonna della fraternità è un po' colpita con i ferri. Sai quando c'è una colonna con i ferri con ruggine, che rischia, che ci vuole un lavoro? Ecco, noi stiamo lavorando con questa colonna là, ma qui abbiamo bisogno di rinforzare la colonna della parola, perché la colonna della fraternità è forte qua, ma la colonna della parola bisogna essere rinforzata in questa base, perché tutti noi abbiamo ricevuto una parola, ma questa parola viene ogni giorno letta, ogni giorno meditata, ogni giorno apprezzata, mangiata, desiderata. È come il cibo quotidiano, il pane quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Che sia la nostra preghiera: Signore, dammi appetite. Appetito. Appetite? Appetito per la parola. Che io possa avere appetito per la parola. Che io possa desiderare la parola, che io possa cercare la parola. Amen? Venerdì sarà il nostro raduno e sarà un incontro con la parola molto importante. La mattina noi operai saremo lì presenti, partecipando di discorsi importanti, perché nella storia della Chiesa ci sono stati i consigli, no? I consigli, e quei consigli erano molto importanti per il proseguimento della Chiesa come struttura e come organismo vivo. Non possiamo gestire la Chiesa pensando che è una struttura, perché diverso di una ditta, la Chiesa è un organismo vivente. Ho lavorato 10 anni in una ditta, facendo la gestione di quella ditta, e è vero, ci sono cose che sono simili, ma non sono uguali, perché abbiamo a volte una sensazione di, nella ditta noi abbiamo un proposito, visione, missione e valori. La visione, la missione e i valori di una ditta è aggiungere il suo obiettivo. Questi tre che ho citato, visione, missione e valori, sono sviluppati secondo il proposito della ditta. Invece per la Chiesa la visione, la missione e i valori è secondo il proposito di Dio. Noi non facciamo niente per noi. Noi non facciamo niente per arrivare a un successo personale. Infatti c'è un libro che ho letto e lo rilego,
e mi piace tanto, indico a tutti 50 anni di speranza. Purtroppo non c'è in italiano, c'è in portoghese, c'è in spagnolo, c'è in inglese, ma in italiano non c'è, è un peccato, di David Yonggi Cho. E lui parla che il Signore gli ha fatto una promessa di tu sarai pastore della chiesa più grande del mondo. Il Signore ha fatto questa promessa a lui. Però lui quando ha capito questa promessa, lui ha assorbito di un modo che non era la volontà di Dio. Lui si è messo al centro, ha preso quello come un impegno personale e noi non siamo altri che collaboratori. Un pianta, un altro annaffia, ma chi fa crescere? Dio. Quando il Signore ha parlato a David Yonggi Cho, ha detto: io ti darò vita perché tu sia il pastore della più grande chiesa del mondo. Ma non ha detto il Signore: tu farai la chiesa diventare la più grande del mondo. Perché non è stato Lui che ha fatto crescere. Lui è stato l'istrumento di Dio che ha usato per farla crescere. Siamo tutti strumenti. Quando Giovanni ha visto quell'angelo e si è messo per terra, e l'angelo ha detto: non alzati perché io sono soltanto tuo conservo. Quindi, fratelli, noi siamo conservi, serviamo uni agli altri. E questo principio noi abbiamo molto forte qua, in questa base missionaria. Non c'è una competizione fra noi, no, di chi è più, di chi è meno, no. Noi come fratelli serviamo al Signore con gioia, ma bisogna rinforzare questo desiderio per la parola, cercare il Signore nella sua parola, perché non è cercare il Signore nella solo perché io cerco facendo. Io sono una persona che devo sempre stare dietro me, perché se no io sono molto di fare. Infatti, quando noi facciamo i test vocazionali, quando siamo ragazzi in Brasile, c'è questo test che ci aiuta a sapere che tipo di mestieri vogliamo fare. Almeno da noi, nella mia città, c'è questo. E ho fatto diversi test di quelli, 2 o 3, e quei test tutti indicavano che io dovevo sviluppare un mestiere che fosse, che coinvolgesse, che ci fosse altri, perché io ho un bel rapporto con le persone, quindi il mio mestiere deve coinvolgere le persone, e che io sono molto pratico, manuale, quindi un mestiere che io mi muova, che io tocchi. Per me essere rinchiusi in una camera, in una sala di un ufficio, stare lì seduto sul computer tutta una giornata, facendo tutte quelle cose, leggendo tutte quelle cose, spedendo quelle mail, no, non è per me quello. E avevo capito subito, mi hanno detto: tu puoi fare professore perché tu riesci a parlare con le persone, allora puoi fare licenziatura, tu puoi fare, mi ha detto diverse cose, no? Mi ha dato tante opzioni, ma non mi ha detto mai di stare dentro una sala, un ufficio, perché non è il mio. E capisco che è molto buono servire al Signore nella pratica, è importante, ma se noi non ci sediamo per imparare, per rinforzare la colonna della parola, noi serviremo senza proposito. Noi distribuiremo pacco alimentare senza proposito. Noi sazieremo la fame delle persone. Saremo come le persone del mondo che fanno molto meglio di noi. È vero o no? Se noi andiamo nelle strutture, vediamo come loro lavorano, mamma mia, incredibile, bellissimo, organizzato. Noi, siamo soltanto un esperimento davanti a loro.
Ma la differenza fra noi e loro è che noi facciamo con proposito, perché la parola ci porta al proposito. Loro fanno per una ragione di un senso di vita, perché uno ha penso, qualcuno ha fatto una promessa che farebbe quello, per riempirsi. Noi siamo già riempiti. Quello non ci riempie, quello ci svuota, perché noi riceviamo dal Signore, e di ciò che riceviamo dal Signore cosa facciamo? Distribuiamo. Non distribuiamo un pacco, ma distribuiamo il contenuto che riceviamo dallo Spirito Santo in quell'attività. Quindi noi siamo recipienti in cui il Signore ha messo un contenuto valioso, di valore. Come Paolo ha detto, come vasi di argilla. Comunque, avendo dentro sé un contenuto prezioso, un tesoro. Il Signore ci ha dato questo contenuto. E è importante che noi possiamo mantenere questo contenuto. E per mantenere questo contenuto bisogna rinforzare il vaso, la struttura del vaso, perché una colonna sostiene un tetto, è vero o no? E questo tetto è pesante, questo tetto c'è incredulità, questo tetto c'è menzogna, questo tetto c'è filosofie, questo tetto ci sono le verità degli uomini. Se noi non abbiamo una colonna della parola forte, questo tetto verrà giù su di noi, verrà giù sopra di noi e ci ammasserà, perché è la gravità del mondo contro il sostegno di Dio sulla nostra vita. E cosa ci ha dato il Signore per il sostegno? Per il sostegno nostro come Chiesa? Ci ha dato queste colonne importanti: la parola, la fraternità, la generosità e la preghiera. Sono queste 4 colonne che la Chiesa riesce a mantenersi. È biblico questo. Se noi leggiamo Atti degli Apostoli capitolo 2 versetto 47, c'è scritto, 43, c'è scritto che la Chiesa perseverava nella parola, nell'insegnamento degli Apostoli. Era la parola o no? Era la parola. La Chiesa perseverava nella comunione, che la Chiesa perseverava nella condivisione, nel rompere il pane, e che la Chiesa perseverava anche in preghiera. Quindi la Chiesa fondata da Gesù è stata fondata con 4 colonne importanti che dobbiamo rinforzare. Nella domenica noi veniamo, bisogna organizzarci, bisogna essere qui insieme per lodare al Signore, sì, ma per quale proposito veniamo? Qual è lo scopo della nostra vita? Noi veniamo a far cosa? La parola è il centro del culto e è essa che cerchiamo, perché ogni volta che ci avviciniamo ad essa, noi siamo rinforzati. Amen? Quindi stiamo organizzando per progetti che non sono facili, questi progetti, perché è sempre un impegno, è sempre una responsabilità. Ma se noi non ci impegniamo per la parola, fratelli, crolleremo. La nostra casa crolla. Bisogna rinforzare e impegnarsi per il sostegno di questo peso che il mondo ci mette sopra. E il modo di alleggerire questo peso è cercando il Signore, perché non è che Lui ci toglie. Lui stesso ha pregato, Gesù ha pregato: non ti prego, Padre, di toglierli dal mondo. Non ti prego di toglierli dal mondo,
ma ti prego di proteggerli, ossia rinforzali, perché siano forti davanti alla sfida del mondo, di vincere il mondo, di sopportare il mondo, perché è una pressione, è vero o no? Accendiamo la TV, pressione. Accendiamo la radio, pressione. Usciamo di casa, pressione. Non bisogna nemmeno uscire di casa, le bollette arrivano, pressione. Il telefono chiama, pressione. Il mio è rotto, sono senza telefono da venerdì, si è rotto. Se qualcuno mi ha cercato non è perché non ho voluto rispondere, che non funziona. Quindi è pressione dappertutto. E noi non siamo superuomini. Noi siamo uomini di carne e ossa. Per questo abbiamo paura. Cosa ha temuto Giosuè? Giosuè ha temuto questa pressione che ha visto Mosè sopportare. Lui sapeva che aveva una chiamata, sì o no? Sì. Lui sapeva che era una chiamata onorevole? Sì. Lui ha visto Dio parlando con Mosè? Sì. Lui ha visto il Signore operando meraviglie fra il popolo di Israele? Sì. Ma tutto quanto ha visto non ha risparmiato lui di avere paura, perché nonostante tutto lui sapeva che l'impegno, la responsabilità sarebbe grande, umanamente parlando insopportabile, ma il Signore lo ha visitato in quel momento, capitolo 1 di Giosuè, per incoraggiarlo. Ma la parola non dovrebbe essere incoraggiamento, la parola dovrebbe essere rinforzare, perché quella parola di incoraggiamento è stato un rinforzo per la vita di Giosuè. Non temere. Ma quando il Signore ha parlato con Giosuè non ha detto non temere perché tu sei capace, tu sei in gamba. No, no. Il Signore ha detto non temere perché io sarò con... Alleluia. È questa la nostra convinzione e tutti i giorni Satana busserà alla mia e la tua porta per toglierci questa convinzione che il Signore è con noi, perché noi siamo sotto pressione e molte volte noi ci dimentichiamo che c'è il Signore e ci arrendiamo alle lotte, alle difficoltà, ai problemi che sono tanti. Sono cose che sono inevitabili. Dentro l'accampamento di Israele c'erano gli increduli, c'erano i bestemmiatori, c'erano i malfattori, c'erano i peccatori, c'erano i persecutori. Fratelli, noi siamo nel mondo come Giosuè era dentro l'accampamento di Israele. È inevitabile, i dolori sono inevitabili. È inevitabile che un figlio ci farà piangere. È vero o no? È inevitabile, fratelli, dire che un amico in un momento non mancherà. È inevitabile che un giorno noi dovremo seppellire qualcuno o che saremo seppelliti da qualcuno. Fratelli, sono cose che sono la naturalità, è inevitabile, ma il Signore ci rinforza ogni giorno dicendo non temere perché io sono con te. Sono con te dove? In qualsiasi luogo, in qualsiasi situazione. Sono con te nel deserto, sono con te nella montagna, sulla montagna, sono con te sulla valle, sono con te ovunque tu sia. Sono con te nell'abbondanza, nella siccità, nel molto, nel poco, con tanti amici, con pochi amici, amati, odiati. Un giorno Abramo chegou a Sichem. E quando arrivò a Sichem, è stato ricevuto bene, vero o no? È stato ricevuto bene dal re di Sichem. Suo figlio ha visto Dinà e ha detto, Giacobbe, ho detto Abramo, scusate, Giacobbe arrivò a Sichem
e quando arrivò lì, il figlio del re di Sichem ha visto Dinah e ha detto: ma che bella ragazza, voglio per me questa ragazza. Quel giorno Abramo è stato trattato bene, Giacobbe è stato trattato bene, perché ho parlato di Abramo stamattina. Giacobbe è stato trattato bene, Giacobbe è stato ricevuto bene, pane, vino, gioia in quel giorno, ma nel giorno seguente guerra. Un giorno di pacificazione, di pace, un giorno di gioia, un giorno di festa, e nell'altro giorno con le stesse persone guerra. Perché uno ha messo in testa che doveva avere quella ragazza e l'ha presa, l'ha violentata. Capito? Noi non abbiamo nessuna stabilità se non il Signore. Per questo il salmista ha detto: Lui mi ha preso da un fango, da un pozo profondo, dalla palude, e mi ha messo su una roccia. Ha messo diritto i miei passi. Fratelli, eravamo tutti erranti, come pecore smarrite. E il Signore ci ha preso e ha detto: tu sei mio, tu sei mio. Che ogni giorno della nostra vita possiamo considerare che non siamo più noi, non apparteniamo più a noi stessi, ma che siamo del Signore. Io ho consegnato la mia vita al Signore. Io ho consegnato la mia vita al Signore. Io non ho consegnato il mio oggi, io ho consegnato la mia vita, passato, presente e futuro. Tua vita fa parte del passato? Sì. Tua vita fa parte del presente? Sì. La tua vita fa parte del futuro? Sì. Allora, quando tu hai consegnato la tua vita al Signore, tu hai consegnato il tuo passato tenebroso, il tuo presente incerto, il tuo futuro di insicurezza. Allora il Signore ha preso tutto in mano e ha detto: tu sei mio. Non temere, perché io sarò con te. E cosa fa il Signore? Un ponte sull'abisso. Non so se avete una vertigine quando guardate giù da un punto alto. Io sì. Sono dal sesto piano, quando guardo giù mi viene un'angoscia. E noi, fratelli, sai qual è la strada del Signore? È su un abisso. Gesù ha detto: io sono una via sopra un abisso che passa, e noi passiamo là e guardiamo sopra. Cosa c'è? Buio. Sotto cosa c'è? Buio. Una profondità che non arriviamo con gli occhi. E se noi fissiamo i nostri occhi lì, viene la vertigine, la paura e tante altre cose. E perché noi dobbiamo guardare avanti? Perché sappiamo che questa strada è sicura. Non dobbiamo dubitare, perché non esiste altre possibilità per noi. No. Giosuè aveva paura, ma sapeva che non aveva altra possibilità. Era l'unica possibilità quella. Erano già 40 anni nel deserto. 40 anni che loro camminavano nel deserto. Aveva bisogno di chiudere quel ciclo, di attraversare il Giordano. Quando noi pensiamo che non ce la facciamo più, siamo già stanchi, abbiamo bisogno, Signore, ha bisogno di un basta in questa situazione, in questa storia. Il Signore ha detto: molto bene, io darò un basta, ma prima del basta c'è un Giordano da attraversare. Perché molte volte noi vogliamo arrivare dall'altra parte,
ma non vogliamo compiere tutta la prima parte, la prima tappa. E per arrivare dall'altra parte il Signore ha detto a Giosuè: santifica il popolo. E Giosuè ha detto a tutti: santificatevi oggi, perché domani il Signore farà meraviglie. Ma noi, fratelli, abbiamo ricevuto, ma quello che abbiamo ricevuto è stato sufficiente per quello che abbiamo già vissuto. C'è ancora, tutti i giorni. È come la manna, tutti i giorni il popolo di Israele dovevano abbassarsi e raccogliere la manna. Poteva accadere come la pioggia, come così non pioveva e tutti con i suoi cesti raccogliendo la manna. Sarebbe meglio così, no? Ma è stato così? Quando si svegliavano, dove era la manna? Per terra. E loro dovevano abbassarsi e raccogliere. Perché con Dio nessuno arriva alto, nessuno arriva grande. No, con Dio o tutti umili, o tu non arrivi. Perché la porta è stretta. La strada è stretta. Interessante, quando Gesù ha parlato della strada stretta, della porta stretta, Gesù si riferiva a una porta che non era la porta principale del Tempio. C'era una piccola porta che solo i sacerdoti passavano. E i sacerdoti vuol dire quelli che si santificavano, che si purificavano e dovevano passare per quella porta stretta. Se non passavano per quella porta non potevano entrare. Non potevano compiere il servizio, non poteva servire al Signore, non entrava nella presenza del Signore, doveva passare per la porta stretta. La porta grande è quella che tutti passano, entrano, passano, tutti. Ma quella porta stretta è un'altra porta. È una porta che misura, che uno che è molto grasso non passa. Io se avessi quei 180 kg non passavo. Ma ci sono molte persone spiritualmente grassa. Grassa perché sta mangiando un cibo che non è sano. Un cibo che li fa ingrassare spiritualmente e li fa avere non la salute. Oggi purtroppo io sono contento di 3 giorni senza questo telefono, sai? Devo risolvere tante cose in quel telefono, tante applicazioni, le mie prediche, tutto lì. Ho detto: Signore, per le mie prediche, ti prego, fa funzionare di nuovo, per non perdere quello che ho scritto, studiato, messo lì. Ma molte volte noi, principalmente adesso tu metti lì, parli una cosa e viene un predicatore lì per dirti tutto. Non c'è una ricerca. Oggi una persona mi guardava e dice: ma la tua Bibbia è già tutta così segnalata? Ho detto: perché io leggo, ma ci sono cose che ci dimentichiamo e bisogna segnalare. Io prendo la Bibbia e comincio. Opera di grazia, cos'è, a chi si richiedeva di avere, chi ha partecipato di quest'opera. Paolo parlando ai Corinzi, ho tutto qui e comincio a fare i miei appunti di Spirito Santo. Rivelati, dimmi, fa chiara. Perché quando Gesù parlava con parabole, chi non era spirituale non capiva. Perché lui parlava ai spirituali, io non voglio essere carnale, allora Signore fammi spirituale, parlami,
rivelati. Fammi comprendere la tua parola, la dimensione della tua parola. Perché molte volte, fratelli, noi non cerchiamo il profondo e vogliamo un cibo facile che mettiamo nel microondas, che non mi piace per niente, che distrugge il cibo, perché non è tuo, non viene dal Signore quell'informazione, non viene dalla rivelazione del Signore. Il Signore oggi ci richiama alla parola. Capitolo 1 di Giosuè, il Signore ha detto, versetto 8, medita giorno e notte. Medita giorno e notte. Perché se tu mediti giorno e notte, allora tu vincerai. Non avrà spazio nella tua vita di paura, di nulla, perché la parola sarà per te un rinforzo. Lui ha detto a Giosuè così, dice la parola, capitolo 1 di Giosuè, dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse, Mosè mio servo è morto, alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do. Come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente. Quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te ovunque andrai. È vero, fratelli, che è necessario il pastore. Il pastore è l'uomo della parola. Allora arrivo dove volevo arrivare. Ma noi non possiamo aspettare solo dal pastore di avere la parola. Perché il pastore, come Paolo ha detto a Timoteo, è il dispensatore. Si dice così, Milvia? Uno che dispensa. Un dispensatore. C'è il dispensatore di sapone, no? Che c'è la riserva di sapone. C'è il dispensatore di olio, che c'è la riserva di olio. Il pastore è il dispensatore. Ma questo non vuol dire che noi non possiamo essere anche dispensatori. Ma per essere dispensatori abbiamo bisogno di riempirci di questa parola. Perché se manca il pastore, cosa noi diremo alle persone qua?
Non c'è culto? O quello che noi abbiamo è solo quello che abbiamo ricevuto, non è quello che abbiamo ricercato? Quando Paolo ha detto ciò che vi do, ho ricevuto ma lui aveva ricevuto anche da Barnaba, lui ha imparato da Gamaliel. È vero che ha avuto diversi maestri, perché i pastori cambiano. C'era Talis qualche giorno fa, non c'è più. Ci sono io oggi, fra 2 settimane posso non essere. E come noi seguiamo? Se noi non facciamo, o meglio, non cerchiamo la riserva da chi ha da aggiungere veramente a noi, se non il Signore. Quando il Signore ha parlato con Giosuè, ha detto: la riserva è qui, e della stessa riserva, della stessa fonte ha bevuto Mosè. Tu devi bere della stessa fonte, non ti allontanare dalla fonte. Non allontanarti dalla fonte che Mosè ha bevuto. Il pastore ha una parola, ma la parola non è mia. Noi guardiamo questi predicatori, mi piace Hernandes Dias Lopes, mi piace Saburà e tanti altri, ma fratelli, da che fonti loro bevono se non dalla stessa fonte che continua a sgorgare, che continua uscendo acqua viva? Andiamo alla fonte, cerchiamo la fonte. Cerchiamo la fonte, prendiamo i nostri recipienti per riempire dalla fonte, perché possiamo essere veramente saziati. E quando arriveremo la domenica qua, siamo già saziati. E quando siamo qui insieme, condividiamo la parola che è viva già dentro di noi. È un condividere, è una condivisione. Non è uno che si dà. Sa a chi dobbiamo dare? Al mondo. Il mondo che è vuoto, ma qua la Chiesa non è vuota. La Chiesa deve essere sempre piena. Allora quando chiama un fratello dice: mi ha preso all'improvviso, di sorpresa. Come di sorpresa? Tu sei un poço secco? Hai solo profondità, ma dov'è l'acqua? Di che vale la profondità senza l'acqua? È meglio essere un secchio con acqua di che un poço vuoto, vero o no? Alleluia! Perché a volte si guarda, questo c'è tanta esperienza, e dov'è l'acqua? C'è acqua? Ma quello è solo un secchio, ma è pieno. Mosè era un grande poço. Quando Giosuè si è visto in quella condizione, davanti a quella sfida, vedendo la dimensione di Mosè e la sua dimensione, mamma mia, era davvero di avere ragione di avere paura, sì o no? Era normale. Quando il pastore non ci sarà, sarà normale che tu, Signore, non c'è il pastore, ma tu devi ricordare che quando non c'è il pastore, la fonte è la stessa, e che la Chiesa conosce, non è il poço, è l'acqua. La Chiesa non sta preoccupata con il poço. La Chiesa sta preoccupata con l'acqua, se c'è acqua, e l'acqua è il Signore. Lui ha detto: io sono l'acqua viva, se tu bevi di questa acqua non avrai mai più sete. E quindi quando non c'era più Mosè, c'era Giosuè, perché è cambiato
il dispensatore, ma la fonte è rimasta la stessa, perché lui ha detto agli ebrei: io ero, sono e sempre sarà. Attraverso l'apostolo la parola dice era, è e sempre. Lui era, è e sempre sarà. La fonte è la stessa. Interessante è che nell'Eden 4 fiumi c'erano e quello è il Signore. Ho fatto una volta una predica su quello. Ogni fiume di quello rappresentava uno con oro, ognuno c'era, completa la divinità del Signore. I 4 punti, la croce, 4 punte. Nell'Eden 4 fiumi. Perché il Signore è la fonte che non si ferma mai. Neanche la morte ha potuto fermare il Signore. E quando ha promesso a loro, ha detto: io vi darò fino al gran fiume Eufrate, quello stesso là. Sa qual era? Era quello da sopra. Il Signore ha detto: guarda, i miei piedi vi hanno raccolto, le mie mani vi hanno salvate per portare sino là. Sino là. Non rimanete qua, in questo deserto. Arriverà il giorno del Signore, fratelli, che i dispensatori non saranno più necessari. Che noi tutti saremo davanti alla fonte eterna. E là noi non avremo più necessità, bisogno spirituale, perché saremo completi nel Signore. Ma per ora bisogno dei dispensatori. E questi dispensatori devono capire che il dispensatore può essere cambiato, ma la fonte è la stessa. Noi non diamo una mano al Signore, noi collaboriamo con il Signore nel suo regno, perché Lui ha piacere di consegnare a noi degli impegni che Lui poteva dare agli angeli, ma a noi ha riservati, ha detto: vorrei dare agli uomini questi impegni, perché svolgono per la mia gloria, che possiamo svolgere il ministero della parola per la gloria di Dio, come buoni dispensatori del Signore. Ma per essere buoni dispensatori dobbiamo scavare, finché troviamo acqua viva. Gloria a Dio. Fa che io venga al tuo fiume, Signore. Fa che io beva al tuo fiume, Signore. Fa che io viva al tuo fiume, Signore. Fa che io venga, fa che io beva, fa che io viva. Ancora. Fa che io venga al tuo fiume, Signore. Fa che io beva al tuo fiume, Signore. Fa che io viva al tuo fiume, Signore. Fa che io venga, fa che io beva, fa che io viva. Amen. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo ringraziarti per la tua parola che ci sazia, che ci nutri, che ci riempi, che ci solleva, che ci incoraggia, che ci alza, che ci rinforza, che ci protegge, che ci mette in piedi, che ci fa seguire avanti. La tua parola che è scudo per la nostra anima, spada affilata di 2 tagli, Signore, la tua parola che è miele. Oh, Remahai, alleluia, la tua parola che è miele. Grazie, Signore,
perché tu ci parli e tu ci riempi, tu ci fai capire i tuoi desideri. Continua con noi, continua con la tua Chiesa, continua con il tuo popolo, continua, Signore, con i miei fratelli. Aiutaci in questa settimana che abbiamo tante cose da sistemare, da organizzare per questo raduno, che piacendo te saremo lì insieme a imparare, a crescere, all'incontro con la parola, Signore. Quando questo tema parla tanto ai nostri cuori, Signore, che tu possa rivelarti a noi in quel pomeriggio, che possiamo avere un incontro con la tua parola, che le nostre vite siano rinforzate, Signore, in quel pomeriggio, che ogni strumento tuo, dispensatore tuo, Signore, sia fedele al dispensare il tuo contenuto per la tua Chiesa. Ti prego, Signore, guidaci in tutto, benedice quest'opera, questa missione, i miei fratelli qua, la loro famiglia. Signore, vogliamo ricordare Giuseppe, abbiamo pregato la mattina, ma aggiungiamo anche la sera questa preghiera per la vita di Giuseppe, perché tu possa, Signore, guarirlo completamente, Signore, che tu possa guarire completamente tuo servo, perché possa testimoniare della tua bontà e della tua misericordia. Ti prego per la sorella Esmeralda, ti prego, Signore, per tutti quanti sono malati, che possano loro avere, Signore, una presto guarigione, e che anche, Signore, tu possa consolare i miei parenti, la mia mamma, la mia famiglia, per la perdita, Signore, per la partenza del mio zio, quando tu lo hai raccolto nel momento, Signore, di sofferenza. Tu lo hai trovato e lui ti ha trovato. Signore, grazie per tutto ciò che hai fatto, perché la tua parola dice che nessuno si perderà. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego che noi possiamo mantenere la fede nella parola in cui tu ci hai detto: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la tua famiglia. Ti prego, Signore, che tuo Spirito Santo scenda a consolare ogni cuore per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, in questo momento approfittiamo e contribuiamo per la manutenzione dell'opera di Dio. Finiamo 5 minuti prima, perché vorrei parlare con i fratelli per organizzare un po' alcune cose per la giornata del venerdì e altre cose che abbiamo da fare. Eutico fra un po' cadi dalla finestra. Gloria al Signore. Lodiamo al Signore stasera, mentre noi offriamo a Lui con gioia. Vorrei invitare Ricky per fare un cantico e dopo noi offriamo. Fratello, vorrei anche invitare gli uomini. Mi è venuto oggi un desiderio per venerdì fare un gruppo, noi uomini fare un cantico venerdì nel raduno. Allora ci mettiamo 2 giorni questa settimana la sera, ci incontriamo 2 giorni per fare una prova, tanto del libretto, cosa semplice, ma vorrei fare questo gruppo con gli uomini, perché sempre le donne, io vorrei vedere gli uomini con me là a cantare. Un cantico semplice, facile, non bisogna essere un cantante, bisogna essere un adoratore. Allora noi adoreremo là insieme nel venerdì, ok? Venerdì pomeriggio, noi uomini. Parla, Signor, che in quest'ora, che col cuore ti vuole ascoltar, il tuo dire trasforma e ristora, rende salvo e fa prosperare. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta col cuore,
di giustizia d'amore superno, d'allegrezza e pace splendor. Parla, parla, Signor, che t'ascolto, con mio cuore, con tutta la fe, riguardando al glorioso il tuo volto, che risplende d'amore su me. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli che ascolta col cuore, di giustizia d'amore superno, d'allegrezza di pace splendor. Parla, parla al mio cuore, puoi dire grandi cose, benigno Signor. Io son pronto, disposta a obbedire la parola del grande tuo amor. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli, ascolta col cuore, di giustizia d'amore superno, d'allegrezza di pace splendor. Alleluia. Mettiamoci in piedi, fratelli, e ringraziamo il Signore di questa opportunità. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti di questa serata, di tutto quanto, Signore, hai fatto per noi, per la nostra vita. Oggi, Signore, vogliamo anche ringraziarti per tutto quanto tu hai fatto in mezzo a noi e tramite noi in questo culto, per la tua parola, per i miei fratelli che sono qua presenti, per quelli che mancano, che anche loro, Signore, possono avere la stessa opportunità. Signore, vorrei aggiungere questa preghiera in questo momento per la vita della sorella Elisabeth, che ha compiuto, Signore, un anno in più nella tua presenza, che tu possa dare a lei la salute, la forza, lei che è la moglie del nostro diacono e che ha, Signore, davanti a sé un impegno molto grande, diciamo così, Signore. Volevo dire pesante, ma dirò grande, perché niente è pesante quando abbiamo te, Signore. È grande, ma tu ci sollevi dal peso dell'impegno, perché tu sei con noi, come hai detto a Giosuè. Ti prego, Signore, di aiutarla a portare avanti ciò che tu hai consegnato alla sua famiglia. Signore, che loro possano crescere sempre in grazia e in conoscenza, e che il tuo nome sia glorificato, Signore, per la tua gloria. Ti prego di essere con lei, con suo marito Remo e con i suoi figli, per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Come ho pregato, è stato il compleanno della Elisa, il 16 di questo mese, e Elisa è la moglie del nostro diacono Remo, e è questa persona che è sempre presente, impegnata, coraggiosa, coinvolta, e lodiamo al Signore per la sua vita. E vorrei lasciare un versetto nel nome della Chiesa per il suo compleanno, e dopo noi faremo auguri a lei con la torta che c'è, e la Nemesis ha detto no, lasciamo la torta per festeggiare anche il compleanno dell'Elisa, e abbiamo parlato, volevamo fare, lei ha fatto in più pensando a lei, e vogliamo ringraziare il Signore anche per la vita della Nemesis, che non c'è perché è molto stanca da questi giorni, però ha voluto anche che fosse fatto così. Amen. Quindi vorrei lasciare per la meditazione della sorella Elisabeth il testo della parola di Dio
che si incontra in Giobbe, capitolo 42, versetto 2, che dice: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Amen? Questa è una parola di Giobbe al Signore, che diceva: Signore, io riconosco che tu puoi fare tutto e che nessuna persona in questo mondo può impedire i tuoi disegni. Nessuno. Amen, Elisa? Che Dio ti benedica con tanti anni di vita, con salute e pace. Amen? Grazie della tua cooperazione nell'opera di Dio. Nel nome di Gesù. Vogliamo benedire la Elisa? Facciamo così. Diciamo: Elisa, che il Signore continui a benedire la tua vita e la tua casa. Nel nome di Gesù. Amen. Auguri. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri Elisa. Tanti auguri a te. Ti benedica il Signore. Ti benedica il Signore. Ti benedica il Signore. Tanti auguri a te. Amen.